Buongiorno, buongiorno amici per la conferenza e noi ci dobbiamo svegliare presto al mattino, siamo pronti anche con gli occhiali quelli là del mattino per la conferenza che è sempre molto ma molto interessante. Cominciamo. Giù la maschera, Osimhen, giù la maschera, Garcia, giù la maschera, giornalisti. Benvenuto Pat. Sai Pat è il suono onomatopeico di quando ti dai le pacche sulle spalle da su Pat. O anche se la dai a qualcun altro. Lasciate i like perché mi sono svegliato al mattino, quindi sono dei like di un buon caffè. L'illusione, vi ho dato l'illusione che era un caffè americano e acqua, assolutamente. Andiamo a vedere le parole di Garcia, che viene stuzzicato, secondo me non bene, perché si può stuzzicare tatticamente senza essere offensivi, ma oramai questo è l'andazzo. Ci mettiamo qua con Garcia e l'andazzo è questo, ragazzi. Quando si fanno delle domande, possono essere delle domande interessanti o meno, di campo o meno, ma oramai per come le stanno impostando le domande è scontro continuo, oramai è così. Ricorda parecchio quello che poi fu l'annata di Gattuso. Oramai è stabilito che questo è un ciuccio e che quindi, perché quando arriva la domanda l'ha studiato il Milan dell'anno scorso, è chiaro che lui poi ti deve rispondere: ma se il Napoli è diverso dall'anno scorso, sarà diverso anche il Milan? Non ci siamo. Comunque andiamo per ordine. È la partita della verità anche per lei. Vabbè, è chiaro, perché gli scontri diretti evidentemente si fa il paragone anche col fatto che il Milan ha perso 2 scontri diretti, poi altri 2 scontri diretti il Milan li ha vinti, diciamo quello che è, senza steccare con le piccole. La verità non è, ci risponde Garcia, non è sulla partita singola, ma è su tutte le partite che abbiamo fatto finora. È chiaro che è uno scontro diretto, è un avversario diretto, e i miei giocatori sanno che solo facendo un filotto, solo facendo 3-4 vittorie consecutive migliori la classifica, perché poi qualcuna potrebbe scivolare mentre tu fai punteggio pieno, è l'unico modo. E quindi arriva la domanda: l'avete studiato l'anno scorso perché il Milan ci mise in difficoltà, eccetera eccetera. E Garcia dice: se ti dovessi rispondere con rinoriglia ti potrei dire: voi dite sempre che il Napoli è diverso da quello dell'anno scorso, è diverso anche il Milan, è una stagione differente, quindi a noi interessa vedere il Milan di adesso piuttosto che il Milan dell'anno scorso, e piuttosto che si usa così. Pensa anche lei che dobbiamo migliorare il rendimento in casa? Sì, giustamente sì, perché è in casa che abbiamo steccato quelle partite. Poi si parla delle catene, delle famose catene, la catena Leao, Theo Hernandez, e Garcia ovviamente ci ricorda, e fa bene, perché non è che dobbiamo pensare solamente agli altri, cerchiamo di dare una parvenza anche di forza di noi stessi, perché poi anche la nostra catena di sinistra è molto forte, anche la nostra catena di destra è molto forte, quindi dobbiamo pensare pure a quello che possiamo dare noi a loro come preoccupazione. La verità delle 12 partite finora è che volevamo vincerle tutte e che non ci siamo riusciti. Poi svisceriamo un po' di numeri. Il Napoli è la 6ª difesa del campionato e in attacco ha prodotto il 15% di quello che ha creato, come vede questi dati, e su questi dati ovviamente Garcia aggiunge altri dati che ha sotto mano, che ha a memoria. Siamo comunque i primi per possesso palle, i primi per tiri, i primi per corner. Dobbiamo sicuramente migliorare nel prendere la porta, e questa era una cosa che avevamo già stabilito, quindi è una ripetizione. Anche Garcia dice: ve lo posso ripetere, lo abbiamo già detto. Il rapporto con Pioli, perché c'è stato, dice, dopo un derby romano c'era una cosa, non vi siete lasciati molto bene. E poi ha preparato la gabbia per le sembra veramente preparata la gabbietta per l'uccellino, che dobbiamo, proprio veramente, e ti devi rispondere: sì, l'abbiamo preparato. È chiaro che ti porterà da un'altra parte e ti dirà: ma non c'è solo Leao, c'è anche Pulisic, c'è anche Giroud. È logico. Io qua facevo una riflessione con gli amici pelini abbonati che mi dicevano: ma le domande, alcune domande di campo, sì, ci sono state alcune domande di campo. È chiaro che in prepartita, nella conferenza di prepartita, escono poche
pochi spunti che siano veri e veritieri, anche perché tu devi fare un po' di pretattica, loro se la leggeranno la conferenza che hai fatto, e potresti anche, qua se ci fosse un ambiente unito, no? Se Baldari e Lombardo avessero un buon rapporto con alcuni giornalisti e tu ti incontri qui, perché lo puoi fare tranquillamente, cioè fai uscire questa domanda qua magari sulla pressione alta, per dire, no? Che è una domanda che si poteva fare senza offesa, si poteva fare la domanda: abbiamo intenzione di aspettarli un pochino o di pressarli alti? Cosa si aspetta lei dal Milan, che di solito ti pressa alto, che però è una squadra che ha dimostrato che nei momenti di difficoltà cambia anche modulo e atteggiamento, e nei confronti del Napoli, al di là della partita dell'anno scorso, fanno sempre questo, ci aspettano loro, si aspetta che loro ti prenderanno alti e quindi partire dal basso con un paio di triangoli e superare, visto che non abbiamo la pallata su così. Vedi come si può andare di campo effettivamente, senza dire la gabbia per le A, hai fatto la gabbia per le A, è pronta la gabbia per le A, metti il giornale sotto sul fondo della gabbia, così se fa la cacchina la gabbietta, ti puoi mettere pure d'accordo e tu dai una domanda, li prenderemo alti perché saremo aggressivi, e poi lo freghi, hai detto così perché il calcio è bugia, ce l'ha detto Benitez, si poteva organizzare, e poi invece lo aspetti e gli crei un attimo, almeno 15 minuti di difficoltà glieli crei, perché il piano gara può essere diverso. Vedi che idea rivoluzionaria, invece di attaccarci tra di noi, tra giornalisti, tifosi e allenatori, ti metti d'accordo per il bene della squadra, sarebbe una cosa pazzesca. No, non si fa. E quindi il rapporto con Pioli è una storia vecchia, è un altro momento, non è. Ha visto finora quella cosa di cui lei aveva paura, cioè la squadra senza fame, che poi nella gabbetta tu ci metti i piccoli, come si dice, i chicchi d'avena, non so che si mangiano gli uccellini, ma probabilmente è una cosa incosciente, dice Garcia, ovviamente intende inconscia, ecco, intende inconscia. Poi sono anche io a doverli spingere se vedo che si sta abbassando il livello, qua è giusto perché ti devi prendere la responsabilità, anche quando magari è responsabilità del singolo giocatore che non dà il 150%, sei tu il responsabile, sei tu a capo e devi essere tu bravo a fare in modo che alla fine è giusto. E se ripete che a Berlino non abbiamo giocato benissimo, non abbiamo fatto benissimo tecnicamente, però ha visto quella voglia, l'immagine di Nathan ce la ricordiamo, e quindi almeno sotto questo punto di vista bene. Infastidisce che sono arrivate delle critiche al gioco, che non è brillante, sempre riferendosi alla partita di Champions. Io penso a domani, non è che mi posso fermare all'infastidimento della partita dove ci avete detto che giochiamo, ma penso a domani. Spero che però quando giocheremo anche bene sarà più semplice vincere. Questa è una frase che insomma è abbastanza diretta a dire: quando poi giocheremo bene e magari perdiamo direte la stessa cosa, cioè esalterete il bel gioco del Napoli. Se giochiamo bene, perché poi non è detto che giocheremo mai, però se dovessimo giocare bene e perdere, l'ha detta bene. Poi gli si chiede di Anghissà ha recuperato, non può giocare 90 minuti. Garcia cerca di fare un pochino di pretattica, dice se iniziano la può finire, al massimo può entrare dopo. Non credo che potrà iniziare, chissà, che ha fatto un allenamento, forse due, con il gruppo, e quindi però dice Cajuste che a Verona aveva fatto molto bene, era tra i migliori al di là di quello che ha fatto col Berlino. Poi c'è anche Elif, Locita, Elmas, e quindi queste sono le due possibilità. Ci poteva essere la domanda: meglio uno un po' più difensivo, uno un po' più propositivo per metterli in difficoltà, faremo noi la partita, lascerà il pallino del gioco, ma proprio per farlo in combutta e poi lo freghi, niente. E poi gli si fa la domanda più importante di tutte, che Mourinho ha detto che l'Inter è la più forte d'Italia. Lei che cosa ne se Napoli non è che ci sta, ma nemmeno ci fosse una partita Napoli-Albino Federici, vabbè, cerchiamo qualcosa che crea più il titolo, mettiamo in mezzo una grande squadra, c'è Napoli-Milan. Vi rendete conto come riempie la bocca la parola Napoli-Milan, le parole Napoli-Milan? Niente, non ce la fa. Il Napoli si allunga, non si allunga, si è allungato anche col Berlino, che lì secondo me va vista bene quanto ci siamo allungati, perché vi ho fatto vedere gli screenshot. Il Napoli era abbastanza alto, e tra l'altro la cosa migliore che porta poi al gol è proprio il Napoli alto, perché Rachmani recupera palla nella metà campo del Berlino, Mario Rui spinge tantissimo in zona da trequartista e lì creiamo la palla gol.
Garcia ci dice giustamente: non è che vogliamo essere lunghi, nessuna squadra ti dirà mai sulla carta che voglio essere lunghi, ma sono gli avversari che ti portano a fare delle cose. E ripete il fatto del Real Madrid, questa cosa Garcia evitala perché non giova il paragone con le altre squadre. Se poi sono altre squadre che stanno meglio, messe meglio di te in classifica, il paragone non giova. Quindi si esalterà sempre e si difenderà sempre il Real Madrid come squadra che poi si sa anche vendere con i propri media e con i media in generale. Tu ti devi misurare la palla con un altro tipo di ambiente. Simeone o Raspadori ce lo può dire, e lui dice tutti e due, nel senso non tutti e due insieme, ma tutti e due hanno fatto bene, e chissà qual è l'idea di Garcia in questo momento. E poi la domanda un pochino più che si avvicina alla domanda di campo: Kvara con Mario Rui ha avuto le sue prestazioni migliori, e Garcia dice: non sono d'accordo perché il gol di Kvara è arrivato con l'Udinese, non prima. Io sono dovuto andare a scavare. In realtà noi avevamo stabilito che Olivera era il titolare di Garcia, tant'è vero che sì, arriva con l'Udinese il gol, ma poi prima c'erano tante partite con Olivera. Qua c'ha ragione, cioè dove sta l'altra partita con Mario Rui? Qua ci avrebbe ragione il giornalista: dove sta l'altra partita con Mario Rui dove Kvara comunque non aveva performato? Sono andato a scavare la partita col Genoa dove c'era Mario Rui in campo e c'era Kvara. E qua la partita col Genoa io ho scritto aiuto, non bene, e poi fu sostituito Mario Rui con Olivera nel secondo tempo. E poi ci fu la sostituzione famosa, quella la Zerbin-Kvara, scompaginò tutto lo scompaginabile. Io qua sono d'accordo col giornalista, onestamente, con Ciro Troisi, perché è evidente che i movimenti e la qualità del gioco di Mario Rui aiutano Kvara a essere più performante. Poi Olivera pure lo fa, con le sovrapposizioni interne dove va fino in fondo, spinge Kvara a fare quel passaggino di esterno, ce le ricordiamo tutte, le fa anche lui. Però sono anche preferenze personali. Sarà importante capire, perché adesso ne ha fatte Mario Rui 2 consecutive, sarà importante vedere se domani andiamo con un'analisi tattica a fare un po' di ipotesi di formazione, perché questi sono i famosi ballottaggi, i famosi dubbi, e sono evidenti. Quindi il solito che ci portiamo anche dall'anno scorso: Olivera, Mario Rui, Nathan e Rrahmani non sono in discussione. Certo c'è Ostergaard, ma credo che verranno confermati Nathan e Rrahmani. Di Lorenzo non credo ci sarà una chance per Zanoli. Lobotka, Zielinski, Cajuste e Elmas. Ora è chiaro, Cajuste considerato più difensivo, Elmas la fase difensiva la fa, però non me lo immagino buttato nella mischia dal primo minuto in questo caso. Politano non lo metto in ballottaggio con Lindstrom per questa partita, anche proprio per la questione Theo Hernandez. Lindstrom, più che l'atteggiamento difensivo di Lindstrom, che ancora dobbiamo vedere, è proprio magrolino, cioè non lo so quanto sia tosto poi nei contrasti, nel resistere ad una corsa 1 contro 1. Su Lindstrom bisogna lavorare, oltre che tatticamente, secondo me anche proprio di struttura, perché lo vedo proprio leggero. Kvara qui, Raspadori, Simeone. Allora, io nel pronostico di ieri, tra l'altro vi ringrazio, siete carini, quando non ci sono argomenti pregnanti comunque venite, lasciate un like, vi guardate il video, anche se football non piace a tutti, quelli là carini, proprio di carineria, se lo guardano lo stesso lasciano il like, lo potete mettere in sottofondo mentre fate altro. Il video di videogioco è leggero, e quindi però nel suddetto video, a parte l'errore mio che avevo lasciato in campo Juan Jesus, subito poi tolto, ero partito con Raspadori per fare tutto quel discorso di non dare punti di riferimento, e con Olivera. L'idea, anche un po' romantica se vogliamo, è che poi secondo me, al di là del romanticismo, no? Entrano Mario Rui e Simeone e fanno quell'azione da gol che poi porta al gol di Simeone contro il Milan l'anno scorso. Ma al di là dell'anno scorso, l'idea è questa: è che probabilmente se tu nel secondo tempo hai bisogno di fare qualcosa di più, se magari sei in svantaggio e devi recuperare, metti Simeone e aumenti la pressione offensiva. Se già c'hai Simeone in campo, aggiungendo Raspadori puoi aggiungere una punta che però è un sottopunta, è probabilmente meno impattante di un Simeone che metti lì e puoi alzare anche qualche cross. Secondo me questo è uno dei motivi, al di là del fatto che Raspadori ti fa, quando sta bene, come l'ha fatto bene con il Verona, ti fa tutti questi movimenti qua che poi porta gli altri a inserirsi. Quindi io tendo, se stanno bene, a preferire Raspadori dall'inizio, e guardate un po', io ho messo Olivera dall'inizio lì per Mario Rui, dall'inizio, per sfruttare anche qualche calcio d'angolo. Lo so, non è successo così, però è una di quelle cose che devi tenere presente, perché io
prevedo una partita un po' più bloccata, non bellissima, non apertissima. Sono due squadre, una, il Napoli, sta sempre oramai sotto esame. Milan in questo momento è sotto esame per le ultime partite non fatte bene, adesso si snocciolano i numeri del Milan e in Champions non segnano più e non fanno record negativo anche in Champions, e insomma è comunque la squadra seconda in classifica. Mettere in discussione l'allenatore in questo momento è una follia, ma il calcio fa parte di queste follie. Quindi i calci piazzati secondo me possono essere uno dei momenti insomma che ti può sbloccare le partite, sbloccare. Quante volte il Milan stesso, per esempio la partita col Genoa, tutto bloccato, la risolvono con quel gol di Pulisic. Quindi Oliveira ce l'ha sia in attacco che in difesa il colpo di testa, e lasci a Politano Raspadori, perché se c'hai Politano e Raspadori sono entrambi con Zielinski, anche Kvara sta facendo i calci d'angolo, ce l'hai dei calciatori anche con il sinistro, c'hai quello là che ti può fare il cross di sinistro, e quindi non ti serve per forza Mariuli sotto questo punto di vista. Bisognerà capire quanto il Napoli avrà intenzione di fare il Napoli dominante o di aspettare un pochino, perché secondo me questo succederà. Non ci scopriremo troppo per atteggiamento in generale di Garcia. Il Milan non credo che ti presserà ferocemente, vediamo, andiamo a vedere che cosa succederà, perché se allarghi tutto, un colpo io, un colpo tu, diventa una bella partita di Champions, una bella partita di Premier League, ma la vedo difficile, me lo auguro quasi me lo auguro, e tra Cajuste e Elmas immagino Cajuste, quindi la vedo così. Altrimenti se gioco Mario Rui, ragazzi, c'è stato un ribaltamento delle gerarchie che è anche interessante, perché è a favore della tecnica e meno della fisicità. Sarebbe un passo in avanti da parte di Garcia. Vediamo quello che succede domani. Ovviamente poi mettete l'ora legale, non so come, perché sta per avvenire. Ci avviciniamo, Italia e America si avvicinano per una settimana, poi la dovrò mettere pure io, e voi lasciate i like finali e mi dite chi mettereste se tra Oliveira, ditemi su Raspadori e Simeone, perché pure è interessante magari partire con Simeone e scompaginare un po' quello che si aspetta Pioli, quindi si aspetta magari il movimento così, allora Raspadori se lo segue Adli, potrebbe seguirselo Adli, chi si va a prendere Lobotka. È una partita secondo me molto affascinante, che non vedo l'ora di vedere da New York. Azzurro fluido è tutto, un abbraccio, un bacio e like finale, perché mi avesse a cuccare, c'ho da fare ieri e da fare oggi.